Amici di Isola Verde, questo è l'oro verde di Sicilia, questo è il pistacchio verde DOP di Bronte. Oggi la nostra truppa arriva proprio a Bronte, ai piedi dell'Etna, per raccontarvi una meraviglia tutta siciliana, una meraviglia, pensate, che viene esportata nel suo 80% di produzione. Quindi il pistacchio verde di Bronte è DOP ed è piaciuto e piace in tutto il mondo proprio per alcune caratteristiche che sono caratteristiche uniche. Una su tutte, pensate, è questo terreno lavico, che è proprio il terreno che permette al pistacchio di essere quello che è oggi, così buono e soprattutto così resiliente. Una pianta che vive tantissimo, arriva a vivere anche 200-250 anni, ed è una pianta che nasce e cresce rigogliosa spontaneamente proprio sul terreno lavico. Nel 2004 nasce il Consorzio di Tutela, consorzio che ovviamente nasce con lo scopo di tutelare ma di promuovere questo prodotto così straordinario, che ha delle caratteristiche uniche che lo differenziano da tutti gli altri pistacchi che ci sono in giro per il mondo. E oggi allora vi racconteremo tutto questo, vi racconteremo il pistacchio attraverso i protagonisti del consorzio, il presidente, i consiglieri, e vi faremo vedere anche come può essere preparato e diventare cibo assolutamente straordinario. In una puntata che parla di pistacchio e racconta l'oro verde di Sicilia, il pistacchio verde di Bronte DOP. Amici di Isola Verde, benvenuti a Bronte. Come sempre nelle puntate della nostra trasmissione, mito, storia, leggenda si fondono alla perfezione, e oggi voglio proprio raccontarvi un po' la storia di Bronte, che è una storia che ha a che fare con i miti, con gli dei, perché pensate che la leggenda narra che proprio all'interno del vulcano ci fosse uno dei tre ciclopi che si chiamava proprio Bronte, gigante, figlio di Urano e di Gea, e lui era costretto a vivere dentro il vulcano Etna per forgiare le armi, fulmini per Zeus. Da qui pare che Bronte tragga appunto il nome, Bronte dal ciclope Bronte. I primi agglomerati urbani arrivano a Bronte intorno al Medioevo, erano 24 infatti le case, se così le possiamo definire, i piccoli villaggi che si erano sviluppati attorno al monastero di Maniace. Da lì comincia la storia abitativa di Bronte, che si interseca direttamente con la storia di Orazio Nelson, perché è il 1799 quando Ferdinando I conferisce proprio a Orazio Nelson il titolo di duca di Bronte. Era un modo per dirgli grazie del fatto che Nelson in guerra si fosse schierato al suo fianco. E beh, da qui si snoda anche un'altra storia che è un po' documento e un po' leggenda. Pensate che le scrittrici, le sorelle Bronte, pare prendere il nome proprio da Bronte perché il padre, Patrick Prunty, aveva deciso di cambiare il proprio nome in Bronte in omaggio a Orazio Nelson. 1860 c'è un fatto storico, quello che viene conosciuto come i fatti di Bronte. Infatti quando Garibaldi arriva in Sicilia, quando comincia il momento risorgimentale nel suo culmine massimo, qui a Bronte c'è una rivolta che porta i contadini vessati ad andare contro i latifondisti, e lì Garibaldi decide di intervenire mandando addirittura Nino Bixio a fare in modo che la rivolta potesse fermarsi. Per quanto riguarda tutto il resto, ve lo racconteremo in questa puntata, nella quale vi parlerò del pistacchio, l'oro verde di Bronte, il pistacchio verde di Bronte DOP, attraverso il consorzio, attraverso i produttori e attraverso le tante storie del pistacchio che rendono Bronte ormai famosa in tutto il mondo. Ci troviamo all'interno del Parco dell'Etna, del Parco dei Nebrodi, un posto veramente bello, un posto veramente speciale, che è la Casa del Pistacchio. E allora comincia da qui il racconto di oggi, il racconto del pistacchio verde DOP di Bronte. Oggi a Isola Verde parliamo di pistacchio verde di Bronte DOP, una grande realtà che tutela questa meraviglia siciliana, e ovviamente il consorzio di tutela. E a Isola Verde con noi c'è il presidente Enrico Cimbali. Enrico, benvenuto a Isola Verde. Ciao Ruggero, buongiorno a te. Ci rincontriamo per parlare del grande lavoro che da tanti anni fate, praticamente da più di 7 anni sotto la tua presidenza, e proprio per fare in modo che il pistacchio sia sempre di più l'oro verde di Sicilia. Ti chiedo immediatamente quando è nato il consorzio e perché è nato. Dunque, il consorzio è nato nel 2004. È nato nel 2004 con lo scopo di tutelare e promuovere il nostro pistacchio verde di Bronte DOP. Dopo un iter molto lungo, nel 2009 il pistacchio è stato riconosciuto come pistacchio verde di Bronte DOP
e da lì è iniziato tutta la fase della promozione del nostro pistacchio. E nel 2016 invece il consorzio è stato riconosciuto come l'ente che promuove e tutela il pistacchio di Bronte ed è stato riconosciuto dal Ministero. Da 7 anni sei presidente del consorzio, in questi 7 anni quali sono state le cose più complicate ma anche le grandi soddisfazioni che vi siete tolti? Allora, le cose complicate ci sono state, ma grazie a Dio le abbiamo superate anche con i colleghi del CDA, che ci confrontiamo e che andiamo tutti d'accordo. Nella stessa direzione, c'è unità di intenti. Nella stessa direzione. Abbiamo fatto diversi progetti con il PSR che grazie alla Regione ci sono stati approvati, progetti che ci hanno dato l'opportunità di promuovere il pistacchio in tantissime fiere sia nazionali che internazionali. Ma lo scopo del consorzio è anche quello di tutelare il nostro pistacchio. Il pistacchio che come ben si sa è il pistacchio più ambito in tutto il mondo e forse il prodotto più contraffatto di tutto il mondo. E andare a tutelare, andare a fare tutti questi controlli, certo, è un lavoro molto, molto pesante e anche complicato. Però con tutta la buona volontà cerchiamo di farlo e di farlo bene. E di farlo no, bene. Ma lo fate bene perché poi, ecco, va detto, questa è una cosa molto importante, l'80% del pistacchio che viene prodotto a Bronte viene esportato, quindi va in giro per il mondo, il restante 20% praticamente rimane in Italia, e la cosa alla quale anche noi consumatori dobbiamo stare molto attenti, che tante volte leggiamo o cerchiamo di sperare che sia pistacchio di Bronte, ma non tutto quello che troviamo è pistacchio di Bronte. Dobbiamo stare attenti e leggere l'etichetta, questa cosa va detta. Questa è una cosa importante che noi cerchiamo di spingere sempre più i consumatori a leggere le etichette in modo da poter acquistare il prodotto che si vuole. Noi come consorzio autorizziamo tutti i prodotti con il pistacchio verde di Bronte DOP, con un'autorizzazione che diamo a tutti i confezionatori che utilizzano il nostro pistacchio, e in etichetta per il nostro pistacchio ci deve essere la dicitura pistacchio verde di Bronte DOP e l'autorizzazione da parte del consorzio con un relativo numero di autorizzazioni. Presidente, quali sono le sfide che in questo momento storico il consorzio deve affrontare e deve vincere? Ma come ti dicevo poc'anzi, le sfide sono sempre quelle. La nostra sfida è quella di promuovere sempre più il pistacchio in tutto il mondo, anche se è conosciuto in tutto il mondo, ma il nostro obiettivo è allargarci sempre di più per far sì che anche i nostri produttori di pistacchio raggiungano degli obiettivi che sono quelli, ahimè, di guadagnare qualcosa e di guadagnare bene dopo 2 anni di fatica, perché tu ben sai che il pistacchio di Bronte si raccoglie ogni 2 anni. Un'altra sfida è quella di tutelare il pistacchio in modo che finiscono tutte queste contraffazioni e che il pistacchio di Bronte sia il pistacchio di Bronte, basta. Grazie veramente, è un grande lavoro quello che viene fatto dal consorzio, vanno fatti i complimenti al presidente Enrico Cimbali, ma davvero a tutti i consorziati e ai produttori, perché è grandissima la responsabilità. In Sicilia tante volte lo diamo per scontato, ma abbiamo un prodotto che deve renderci orgogliosi e ci rende orgogliosi in tutto il resto del mondo. È un prodotto che ovviamente va tutelato, vanno tutelati i produttori, e proprio per questo il consorzio, in sinergia con la Regione Sicilia, credetemi, fa un lavoro veramente straordinario. Ma il racconto sul pistacchio verde di Bronte oggi continua. Restate con noi, Isola Verde.
Simone Caruso, agronomo e consigliere del consorzio di tutela del pistacchio verde di Bronte DOP. Simone, benvenuto a Isola Verde. Grazie, buongiorno a voi. Simone, tu sei agronomo, mi devi levare una curiosità, la devi togliere a tutti i nostri telespettatori. Ma perché il pistacchio verde di Bronte è così buono ed è così prezioso? Allora, i motivi sostanziali sono due. Il motivo principale è perché il pistacchio cresce spontaneamente in questo territorio, cresce il portainnesto. E quindi una volta che questo è una pianta infestante, cresce da solo, ha le caratteristiche proprio sia l'apparato radicale sia la chioma, vive nell'ambiente suo, non vuole niente più e niente meno, quindi riesce a crescere in maniera spontanea. Non ha bisogno di noi esseri umani in buona sostanza. Bravo, esatto. E poi il secondo motivo è grazie a tutti i coltivatori che ci sono nel nostro territorio, perché riescono a fare l'innesto dove la pianta cresce spontaneamente, innestano e fanno crescere la pianta di pistacchio. Infatti questa pianta cresce senza irrigazione. E poi un'altra tecnica importantissima, e dobbiamo dare il merito ai nostri avi e ai nostri agricoltori, è quella che loro, pur di avere una coltivazione, una produzione sempre costante e che sia qualitativamente e quantitativamente ottima, si andavano a fare una pratica che è la degemmazione. Perché si raccoglie il pistacchio un anno sì, un anno no? Proprio questo ti avrei chiesto. Perché sono gli agricoltori stessi che andiamo a buttare a terra proprio in questo periodo. 10 giorni fa le campagne erano piene di persone, operai che buttavano a terra il frutto. Perché va detto, quest'anno non si raccoglie. Non si raccoglie. Okay. Poi noi l'abbiamo inserito nel disciplinare come un obiettivo per la produzione, perché vogliamo salvaguardare la sostenibilità del prodotto stesso. Perché ad oggi, se forziamo la pianta, diamo delle concime, proviamo a irrigare, facciamo dei trattamenti in più, potremmo anche riuscirci, ma non lo vogliamo fare noi, perché proprio vogliamo ridurre al massimo gli input, quindi gli pesticidi, le irrigazioni, che sappiamo qual è il problema idrico, quindi è enorme. Vogliamo proprio lasciare tutto come era una volta. Senti, ti chiedo, perché anche questa è una cosa che mi incuriosisce particolarmente. Allora, abbiamo spiegato, abbiamo capito il motivo per il quale un anno sì e un anno no si raccoglie il pistacchio, ma nella fase di raccolta anche lì tutto avviene soltanto manualmente, viene fatto soltanto, cioè non esistono macchinari, non esiste nulla, giusto? No, assolutamente. Infatti, se guardate il territorio è impensabile che possa entrare una trattrice o un macchinario. È impervio, è complicatissimo. È impervio. Tu, Sciara lavica, proprio è passato qui la colata lavica e poi lì nasce il pistacchio. Proprio le radici sono così forti che riescono a perforare anche la pietra lavica e la roccia, e crescono proprio all'interno di una roccia. E mediamente una pianta di pistacchio, diciamo di grandezza media, quanti chili di pistacchio produce? Ma intorno a 7 kg, 8 kg, poi se lo sgusciamo diventano 3 kg, quindi non sono grandissime quantità, però in base poi anche questo alla pianta. Ci fa capire anche quanto sia prezioso questo prodotto, perché parliamo veramente di quantità che rispetto al valore del prodotto sono quantità basse. Sì. E infatti è una coltivazione eroica. Bello, vero? Sì, perché oltre veramente alla fatica che ci vuole per gestire un pistaccheto, e anche a livello remunerativo, considerando i 2 anni di raccolta, poi la grandine che magari può anche... Tutto quello che può capitare può dare fastidio al raccolto. Simone, grazie per questo racconto, ma ovviamente noi continuiamo qui da Bronte, siamo praticamente sul vulcano Etna, continuiamo a raccontarvi le meraviglie del pistacchio verde di Bronte DOP. Il racconto di Isola Verde oggi continua e continua sempre, non solo nel racconto del consorzio del pistacchio verde di Bronte DOP, ma anche nel racconto della grande tutela che viene fatta nei confronti dei consumatori. Sono in compagnia di Alfio Paparo, del dottor Alfio Paparo, agronomo, anche lui consigliere del consorzio. Alfio, intanto benvenuto a Isola Verde. Buongiorno a tutti. Senti, c'è una sigla molto importante che noi tante volte diamo per scontato e che io nel corso di questa puntata tante volte ho citato, DOP. Raccontaci cosa significa e cosa significa soprattutto per il pistacchio verde di Bronte essere un prodotto DOP. Perciò il pistacchio verde di Bronte DOP ha avuto il riconoscimento della Commissione europea con denominazione d'origine protetta. Ecco. La denominazione d'origine protetta non è altro che un marchio che tutela il nostro pistacchio. Oltre ad essere tutelato quindi il pistacchio dal nostro consorzio di tutela, è tutelato anche dall'organismo di vigilanza e di controllo. E quindi quando il consumatore deve
e vuole cercare il pistacchio verde di Bronte DOP deve fare molta attenzione all'etichetta. Non è importante che un prodotto sia trasformato a Bronte, perché a Bronte ci sono molte aziende che trasformano e commercializzano tutti i tipi di pistacchi. L'importante è che nell'etichetta vi sia la scritta denominazione d'origine protetta pistacchio verde di Bronte DOP con il logo della DOP e il simbolo dell'Etna che è il nostro simbolo di riconoscimento. Questo è molto importante perché purtroppo capita che qualcuno, tra virgolette, fa il furbetto e ti dice che è pistacchio di Bronte, semplicemente perché è un pistacchio che viene lavorato, trasformato a Bronte, ma non è un pistacchio brontese. Tante volte può capitare che arriva addirittura da fuori l'Italia e quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto per tutelare il consumatore che deve acquistare. Leggere l'etichetta è fondamentale. Oggi stiamo raccontando un po' il grande lavoro che fate come consorzio. Vorrei invece porre ora l'attenzione un po' sui vostri produttori, no? Su questi produttori che soltanto con le loro forze, soltanto con il loro ingegno, con la loro competenza, negli anni sono riusciti a fare diventare il pistacchio verde DOP di Bronte un prodotto veramente, veramente straordinario. Considera che a Bronte quasi tutte le famiglie hanno un piccolo pistacchietto, infatti le aziende sono molto polverizzate, parliamo di 1 ettaro, 1,5 ettari, è considerato un vero e proprio salvadenaio il pistacchietto, perché dopo 2 anni di lavoro familiare, quindi magari il papà di famiglia investe il tempo, il sabato, la domenica o i pomeriggi liberi, per andare a coltivare questo pistacchietto che è molto difficile da coltivare, perché tutte le lavorazioni vengono fatte a mano. Quindi dopo 2 anni di lavori, di sacrifici, si ottiene in pratica il prodotto che è unico al mondo. Questo prodotto poi verrà consegnato ai magazzini di lavorazione, verrà trasformato e lo troveremo in tutte le tavole. Senti, è molto bello quello che hai detto, no? Pensare al pistacchio un po' come il salvadanaio delle famiglie brontesi. Probabilmente la grande forza del pistacchio è proprio questo, ovvero il valore che viene dato a questo prodotto della terra, che non è soltanto un valore economico, ma è un valore che parla della storia, della tradizione, dell'identità di questo territorio. Cioè Bronte e pistacchio è un binomio inscindibile, diciamolo, Alfio. Tu devi considerare che nel mese di settembre il paese si spopola, perché tutti si spostano nelle campagne, ogni piccolo pistacchietto ha una casetta dove in pratica la famiglia risiede lì, custodisce il pistacchio, sta attento anche ai furti perché come sai è l'oro verde, quindi è molto ricercato. E lì tutto il mese di settembre la famiglia in pratica fa i lavori di raccolta, smallatura del pistacchio, asciugatura del pistacchio a terra, perché il pistacchio deve stare 2 o 3 giorni al sole ad asciugare, e quindi si passa un mese, diventa anche una festa, come si suol dire. Diventa un'occasione per vivere un bel momento assieme. E prima di salutarti, ringraziandoti, ti chiedo, la Sicilia purtroppo tante volte racconta storie di nuove generazioni delle famiglie che vanno all'estero, vanno a cercare fortuna. È così anche a Bronte, oppure a Bronte le nuove generazioni tornano, restano e investono sul pistacchio? Qui ci sono molti giovani che stanno investendo sul pistacchio perché credono nel nostro territorio, credono nella nostra terra, quindi magari professionisti che hanno studiato, hanno fatto un percorso di studio anche all'estero, poi tornano a Bronte perché credono nella nostra terra e riprendono i lavori che hanno fatto i suoi nonni, i suoi padri, i suoi zii, per reinvestire su questo frutto che è unico al mondo. Che è un po' quello che hai fatto tu, agronomo, decidi di investire a Bronte, sei a Bronte e oggi praticamente hai dei figli che un giorno faranno questo, è quello che ti auguri. Speriamo, immagino. certo, speriamo. Questo è il racconto più bello della nostra terra, no? Perché poi alla fine, al di là delle difficoltà, che tante volte sono delle difficoltà oggettive, c'è l'amore per le pietre, c'è l'amore per quello che la Sicilia produce. In questo caso oggi vi stiamo raccontando un prodotto che è veramente unico, che è veramente amato in tutto il mondo, ma che, attenzione, è un prodotto che è enormemente certificato, e per questo ancora una volta vi dico, impariamo a leggere bene le etichette, impariamo a capire bene il prodotto quando lo acquistiamo, perché soltanto così possiamo fare la differenza nei nostri interessi, ma anche negli interessi, come dicevamo prima con gli amici del consorzio, dei produttori, che credetemi fanno veramente una grandissima fatica per continuare a mantenere un prodotto di qualità così alta e soprattutto di valore così alto. Il nostro racconto oggi continua. Alfio, grazie infinite per essere stato con noi. Adesso ci spostiamo perché il racconto non sarebbe completo se non andassimo a tavola con uno chef a raccontarvi come e quanto il pistacchio non è soltanto bello da vedere, non è soltanto prezioso, ma è anche buonissimo.
Il profumo qui già è buonissimo e invitante, e tutto questo grazie al nostro ospite, a chef Sandro Rinaldo Chiù. Benvenuto a Isola Verde, Sandro. Grazie, buongiorno. Abbiamo qui intanto una meraviglia di prodotti dell'orto, e qui sapete che sull'Etna, i prodotti dell'orto sono di altissimo livello, ma ovviamente, Sandro, dobbiamo parlare di pistacchio, e quindi oggi tocca a te raccontarci come lo interpreti, cosa ci preparerai. Allora, noi andremo a preparare un cappelletto in crema di pistacchio, quindi con un ripieno di capocollo e pistacchio, capocollo di maiale dell'Etna e pistacchio, con una pasta fresca che andremo Eccola a qui. realizzare con della farina con germe di grano. Perfetto, quindi alcune fasi già le abbiamo portate avanti, ovviamente qui c'è la macchina che proprio ci serve a far venire questi dischi assolutamente perfetti. Procediamo, raccontaci quello che accade, anche Allora, perché ci vuole il tocco ovviamente per farlo diventare cappelletto buono, bello. Dopo aver sfogliato la pasta e aver fatto dei dischi, andiamo a mettere all'interno l'inserto di capocollo e pistacchio, andiamo a passare dell'acqua e lo andremo a chiudere prima a mezzaluna Ok. e poi andremo a dare la forma del cappelletto. Ma è così, è pronto? Sì. Dico, Eh, vedendolo fare sembra facile, posso provare anche io? Certamente. Vediamo, provo anche io, voi lo sapete che a me piace metterci le mani, quindi qui abbiamo il dischetto, prendo il capocollo con il pistacchio, un po' Andiamo di a passare acqua l'acqua. che serve a sigillare per bene, e ora vediamo se sono in grado. Se lo rompo faccio guai, però al momento pare che tutto vada bene. Ci siamo, e ora così? E poi lo andremo a chiudere Salgo. magari tirando le due estremità Ok. e piegandole su se stesse. Così? Sì. Un voto da 1 a 10? 9. 1, mi pareva 1, no, però ho fatto anch'io, ho fatto il mio cappelletto, poi si va di cottura. Quanto Poi- stanno i cappelletti a Allora, cuocere? circa 7 minuti. Bene. Quindi noi già ce l'abbiamo già pronti, Perfetto. li andremo a immergere dentro l'acqua a bollore. Diamo il tempo della cottura. Chef, ti chiedo quanto e come può essere interpretato il pistacchio a tavola, in 1000 modi diversi, Il dal pistacchio in salato al tantissimi dolce, modi. all'appetizer. Noi facciamo partiamo da degli antipasti, dove abbiamo un antipasto che è una chips di pistacchio con della ricotta alla maggiorana, Buonissimo. un altro che lo interpretiamo in un arancinetto di riso venere con guanciale e pistacchio. Questo l'ho assaggiato, lo conosco bene. E poi dai primi che magari facciamo da questo cappelletto una fettuccina pistacchio e guanciale, fettuccina sempre pasta all'uovo, e poi dei secondi che dal maialino in crosta di pistacchio allo straccetto a scaloppina di È pistacchio. fondamentale, Sandro, va detto che anche quando in cucina si tratta il pistacchio deve essere pistacchio verde di Bronte DOP, perché Esattamente. altrimenti i piatti possono risultare buoni, ma non buoni come quando utilizzi il pistacchio Certamente non verde di vengono Bronte DOP. accentuati come si dovrebbe il sapore del pistacchio. Se volete ora iniziamo Sì. a preparare la salsa di Sì, pistacchio. procediamo con la Quindi salsa di già pistacchio. andremo ad aggiungere dell'olio d'oliva, Perfetto, un po' di olio. andremo a Anche dare... questo olive dell'Etna, Sì, immagino. andremo a Ecco. dare una leggera tostatura al pistacchio, andremo ad aggiungere delle farine di pistacchio, quindi Eccola. dal pistacchio intero ricaviamo la farina e la Certo. granella. Quindi qua abbiamo le 3 fasi del Certo. pistacchio, dalla farina alla granella, questa è tostata, e dal pistacchio intero. Perfetto. E Andremo a questo si lavora così, Andremo a semplicemente. tostarlo leggermente e aggiungeremo dell'acqua di cottura della pasta. Perfetto. Così Poi- con l'amido dell'acqua di cottura si crea Si amalgama quella un cremina, attimino certo. tutto. Garantisco che il profumo qui, ragazzi, è meraviglioso. Aggiungeremo un pizzico di sale. E poi preleviamo i nostri cappelletti e li aggiungeremo. Quindi
piatto anche senza aggiunte particolari, proprio Allora, secondo me il pistacchio va interpretato in modo anche semplice, tra parentesi, certo. per sentire il gusto. Poi c'è chi aggiunge lo speck, chi aggiunge altri ingredienti che secondo me andrebbero anche un po' evitati. Qui siamo proprio sul massimo della semplicità, il massimo del gusto, del profumo. Quindi andremo a sentire gli ingredienti principali, che abbiamo il maialino, la pasta fresca e il pistacchio. Quindi a questo punto possiamo anche andare ad impiattare. Ecco i nostri cappelletti. Si fa un altro po' di Per avere un salsa. po' di cremina in più. E poi andremo a completare con della granella di pistacchio tostata. E così il piatto è pronto. Esattamente. Che nome diamo a questo piatto, chef? No, sempre tutto in toto. Cappelletti in crema di pistacchio. E allora i nostri cappelletti in crema di pistacchio sono pronti, veramente fantastici. Grazie infinite a Sandro Rinaldo Chiù per questa sua partecipazione, per questa sua preparazione, perché ve l'ho detto, sì, il pistacchio ha una storia bellissima, una storia antica che è la storia delle famiglie di Bronte, ma il pistacchio è davvero l'oro verde di questa terra, è prezioso, è buono e anche quando poi andiamo a tavola non è soltanto sano ma è gustosissimo. E allora modo migliore per chiudere questo nostro incontro non poteva esserci. Grazie infinite. Manca solo una cosa che arriva magicamente, perché poi il conduttore deve essere testimone di tutto quello che accade in trasmissione. E allora eccoci qui, l'orario devo dirvi è anche quello giusto. Vi saluto adesso perché poi ho la bocca piena e viene male. Insomma, evviva la Sicilia, evviva Bronte, evviva il pistacchio verde DOP di Bronte. Grazie chef. Grazie a voi. C'è chi dice che chi trova un amico trova un tesoro. Io vi dico che chi trova un pistacchio trova un tesoro, perché da qui comincia oggi il racconto di questo prodotto così bello, così importante, così tradizionale, che racconta la storia della nostra terra. È il pistacchio DOP di Raffadali, che ha una storia antica e al contempo molto moderna. E pensate che era il 2023 quando nasce il consorzio di tutela, che non solo tutela ma promuove questo prodotto, che è un prodotto unico nel suo genere. 29 comuni in provincia di Agrigento, 2 comuni in provincia di Caltanissetta, ma soprattutto grandissima unità di intenti da parte dei produttori, dei confezionatori, per fare sì che questo prodotto rappresenti al meglio la Sicilia. Diventa un ambasciatore della nostra terra, non solo in tutto il resto d'Italia, ma perché no in tutto il resto del mondo. Un prodotto che poi nelle sue caratteristiche è veramente straordinario, è un superfood, da questo pistacchio si estraggono tantissimi oli essenziali, è perfetto ad esempio per la pasticceria. E allora il racconto che vi faccio oggi dal cuore della Valle dei Templi è proprio quello del pistacchio DOP di Raffadali. Parleremo con il consorzio, incontreremo i produttori e poi come sempre finiremo a tavola. Quindi il mio consiglio qual è? Continuate a seguire questa puntata di Isola Verde perché ne vale davvero la pena. E oggi vi racconto il pistacchio DOP di Raffadali. Oggi vi raccontiamo qualcosa di assolutamente bello, vi raccontiamo una storia d'amore tra il territorio e le persone del territorio. Sono in compagnia di Salvatore Gaziano. Salvatore, benvenuto a Isola Verde. Grazie. Ci rivediamo. Salvatore è il direttore del consorzio del pistacchio di Raffadali DOP. E dicevo prima che questa è una vera e propria storia d'amore, no? Tra voi un gruppo di amici che vi siete uniti e avete scelto di celebrare anche attraverso il consorzio il pistacchio di Raffadali. Raccontaci com'è andata. Sì, è una storia che è nata nel 2016 tra 4 amici e poi
nel giro di pochi anni abbiamo avuto nel 2021 un riconoscimento. C'è un lavoro dietro di coinvolgimento del territorio, di animazione, di raccolta di documentazione, ma anche di caratterizzazione di questo pistacchio, e nel 2021 in pieno Covid abbiamo ottenuto il riconoscimento dalla Commissione europea del pistacchio di Raffadali DOP. Nel 2023 abbiamo poi costituito il consorzio di tutela con il 100% degli attuali produttori e confezionatori che aderiscono al consorzio. E questo è un dato molto importante, direttore, perché fa capire che c'è grande unità di intenti. Sì, è un progetto che è ancora in crescita. Abbiamo tanti nuovi impianti che sono stati installati negli ultimi anni, che nei prossimi anni andranno in produzione e che ovviamente accresceranno ancora di più il lavoro di questo consorzio, ma anche la possibilità di avere più prodotto in commercio, e quindi la possibilità che questa filiera possa crescere nel giro anche di pochi anni. Quanto è importante il legame tra il consorzio e il territorio? È importantissimo perché in qualche modo noi seguiamo i produttori in tutte le fasi della stagione per quanto riguarda la pianta, ma anche per quanto riguarda tutto ciò che può essere anche un momento di confronto per migliorare quella che è la produzione, ma anche i metodi di lavorazione del prodotto, che ovviamente si deve anche adattare a quelle che sono le mutate condizioni climatiche, e quindi spesso fare rete serve anche a migliorare questo tipo di lavoro. Fare rete, fare squadra è sempre vincente, ce lo diciamo, in Sicilia dovremmo imparare veramente a farla diventare non solo una filosofia, ma quasi un diktat mentale. Di tanto in tanto però capita, direttore, che anche il cliente più attento, anche la persona più attenta, non leggendo magari bene un'etichetta, scambi un pistacchio qualunque per un pistacchio di Raffadale. Voi vi siete messi a riparo da questo con una certificazione che è una certificazione utile e anche molto prestigiosa. Assolutamente, siamo stati la prima frutta in guscio in Europa a voler fare questo percorso di collaborazione con l'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato, studiando un passaporto digitale che è apposto su tutte le confezioni di prodotto di sgusciato e in guscio, e che ovviamente dà la possibilità al consumatore, una volta acquistata la confezione o comunque visionata nei banconi, di poter inquadrare il QR code, e da lì c'è la carta d'identità digitale del nostro prodotto. Ovviamente è obbligatorio da gennaio 2027, perché qualora ci sia un prodotto che abbia quella denominazione senza il QR code, e inquadrando il QR code non ci sia il richiamo al sito che garantisce la tracciabilità, quello ovviamente è un prodotto contraffatto e non è il nostro prodotto autentico. E quali sono le sfide che dovete affrontare adesso in questa epoca? Le sfide sono certamente quelle di accrescere la filiera, abituare tutte le attività del territorio e non solo all'utilizzo del nostro prodotto, e chiaramente quella di stare più vicino sempre ai produttori, perché ovviamente, come dicevo prima, dobbiamo fare in modo che il nostro lavoro possa essere a supporto loro, anche adattandoci a tutto quello che può essere il cambiamento climatico, ma così come anche il miglioramento di tutte le nostre fasi di produzione. Direttore, in bocca al lupo, buon lavoro, queste storie d'amore finiscono sempre bene, e questo io lo porto con me però. Assolutamente. Grazie infinite, direttore. Allora, il nostro racconto invece continua, perché adesso entriamo proprio nel vivo di quello che questo pistacchio significa, di ciò che contiene, in un racconto appassionante anche sulla raccolta e su tutto quello che questo pistacchio è, perché voi lo sapete, a Isola Verde le sorprese non finiscono mai, continuate a seguirmi. Fare una passeggiata in questo luogo, nel cuore della Valle dei Templi, in mezzo ai pistacchieti,
credetemi, non ha assolutamente pari. Ecco perché Isola Verde mi piace così tanto. E mi piace anche perché conosco tante persone che hanno qualcosa da insegnarmi, che hanno qualcosa da raccontarci. Oggi vi presento Carmelo Bruno. Ciao Carmelo, benvenuto a Isola Verde, grazie intanto per il tempo che ci dedichi. E pensate, lui è il responsabile dell'area tecnica del consorzio del pistacchio di Raffadali DOP, e te lo devo chiedere immediatamente, no Carmelo? Cos'ha di così speciale questo pistacchio? Questo pistacchio di speciale ha la storia dentro di sé. Innanzitutto il percorso che abbiamo seguito per il riconoscimento della DOP è una storia di amicizia fatta da 4 amici che si sono messi in testa di raggiungere questo risultato, e andando a studiare, a lavorare, comunque abbiamo scoperto tante cose belle sul pistacchio. È una pianta che richiede tanto amore, tanta dedizione e tanta pazienza, e quindi proprio la storia della lavorazione del pistacchio di per sé vale, diciamo, la vita del pistacchicoltore. Senti, il pistacchio è un pistacchio che intanto viene raccolto ogni anno. Qual è il periodo? Si comincia a fine agosto? Sì, già come vedete dai grappoli alle spalle il pistacchio si sta preparando per la maturazione, arriverà a fine agosto e i primi di settembre, già ci prepariamo per la raccolta, una raccolta che avviene manuale, assolutamente che ancora manuale. avviene rispettando i ritmi e i tempi della pianta, con l'abbacchiatura classica, le tende. Laddove sono possibili, perché ci sono anche luoghi dove è più complicato. Dove sono molto intrecciate, si raccoglie col secchiello uno a uno. E poi mi raccontavi una cosa che mi ha colpito particolarmente: la giornata di chi fa questo lavoro non termina fino a quando non è stato smallato, sì, uno per uno praticamente. Esatto, chi decide di diventare pistacchicoltore sa che la giornata di lavoro non finisce con la raccolta e con i sacchi pieni, ma finisce quando si torna in azienda, si svuotano i sacchi, si toglie il mallo e quindi si mette il prodotto al sicuro da eventuali muffe, ok? E quindi si può finire anche col buio. In realtà bisogna dire anche che poi questo prodotto va essiccato, e quindi bisogna rimanere lì sul posto per evitare i furti, ma per evitare anche stare lì sempre sul chi va là. Insomma, con le precipitazioni, no? Come quando si ha una fidanzata o un fidanzato, va coccolato. Per questo ti dicevo, la giusta attenzione. Che la storia di questo prodotto è una grande storia d'amore. Che bello. È bello, ma guarda, in Sicilia di storie d'amore così ne raccontiamo veramente tante, una più bella dell'altra. Quali sono invece proprio le caratteristiche tipiche del pistacchio, dalla forma alle proprietà organolettiche? Questo è un pistacchio che è anche potente dal punto di vista nutritivo. Il pistacchio di Raffadali DOP è un pistacchio che ha delle caratteristiche davvero particolari: un colore verde intenso, brillante, un gusto deciso e persistente che vira sul dolce grazie a questa mineralità dei terreni. Quindi è perfetto per la pasticceria. Perfetto per la pasticceria, anche perché è ricco di oli e lo rendono morbido e ben idoneo alla lavorazione. E poi è anche un prodotto che fa bene alla salute, perché contiene acidi grassi essenziali e grassi insaturi, che sono quelli che combattono il colesterolo cattivo. Insomma è un superfood, quindi è bello da guardare, è buono da mangiare, è sano. È un superfood con cui si potrebbero fare anche delle barrette proteiche, delle barrette energetiche che tanto piacciono agli sportivi. Carmelo, qual è l'importanza del consorzio per i produttori? L'importanza del consorzio per i produttori è legata alla possibilità che i produttori hanno di vedere promosso il proprio prodotto, ma soprattutto l'impegno che noi abbiamo nel divulgare la conoscenza, perché spesso anche tanti operatori del settore sconoscono i modi per riconoscere un prodotto di qualità, un pistacchio di Raffadali DOP, un pistacchio siciliano in generale. E noi attraverso per esempio anche l'evento che organizziamo a settembre, che è Fastuca Fest, e ce l'ho scritto sul cuore perché la storia è d'amore veramente, noi facciamo di tutto per promuovere, ma anche per far conoscere il nostro prodotto e fare in modo che questo possa essere portato sui piatti dei consumatori anche in maniera responsabile. Ecco. Certo, bello, responsabile, e permettere alle persone di conoscere il prodotto. E quando ci sono eventi, come ad esempio il Fastuca Fest, devo dirvi che la tavola rotonda, piuttosto che lo show cooking, diventano strumenti di conoscenza. Più un prodotto lo si conosce, più ci se ne innamora, se se ne innamora poi si racconta e si attua questo circolo virtuoso che poi fa bene a tutta la Sicilia e a tutti i siciliani. Carmelo, grazie veramente per avermi dedicato questo tempo, per avermi raccontato le meraviglie del pistacchio di Raffadali. Però voi lo sapete, le sorprese a Isola Verde non terminano mai. A me piace completare i racconti anche con le sorprese. E allora la nostra passeggiata all'interno di questa meravigliosa valle, della Valle dei Templi, continua. E le sorprese sono dietro l'angolo, restate con me.
sapete, io amo dirvelo, il racconto non è mai completo se poi non finiamo a tavola, e sono molto felice di presentarvi un altro straordinario artista della cucina siciliana, chef Max Ballarò. Benvenuto a Isola Verde, chef. Grazie, buonasera. Grazie per l'accoglienza, e pensate che alle nostre spalle c'è veramente un pezzo di storia, quello è il Tempio di Giunone, ma qui abbiamo tanti altri pezzi di storia che raccontano la Sicilia che produce, e quindi oggi per noi lo chef ha pensato di prepararci una pizzaiola che ha per protagonista il pistacchio di Raffadali, ma vedo tanti altri prodotti siciliani, quindi è un matrimonio perfetto. Sì, in effetti parleremo dell'oro verde di Raffadali, come amo chiamarlo, lavorato in due consistenze, ovvero ce l'abbiamo grezzo, come madre natura ce lo consegna, alla raffinazione del pistacchio, abbinato ovviamente con un mare terra del gambero rosso di Mazzara, del pomodorino pachino, della stracciatella ragusana e un pane croccante che richiama i grani autoctoni siciliani, ovvero russello meraviglia. e perciasacchi, sì. E allora, chef, io sono curiosissimo, con i nostri operatori siamo pronti, cominciamo a raccontare questo piatto e proprio a comporlo, vai! Noi abbiamo preparato, ecco, un battuto di gambero rosso di Mazzara, è semplicemente pulito, fatto a tartare, lo abbiamo messo nel coppapasta e appiattito. Ecco, qui abbiamo il nostro gambero rosso in purezza e andiamo, diciamo, a condirlo. Mettiamo qualche fiocco di sale per esaltare, diciamo, il sapore. Mettiamo a bordo, ecco, questo voglio farvelo vedere, no? È un disco di pane molto morbido che mi va a richiamare il bordo, ecco, della pizzaiola, chiamiamola così. E sono farine di grane autoctone siciliane, russello e perciasacchi. Stupendo. Lo andiamo a appoggiare, come vedete È perfetto, il nostro cornicione, no? Andiamo a mettere il pistacchio lavorato, che è una crema, diciamo, non dolce, salata, ma di pistacchio salato, dove andremo a fare delle piccole punte. Io vi invito ad apprezzare anche il colore di questo piatto e l'abbinamento perfetto. Lo chiamiamo oro verde, quindi vero. i nostri pomodorini, datterini già tagliati, andiamo a condirli con un filo d'olio locale, Un po' di sale, come piacciono un po' di a me. sale, semplicissimo, diciamo un'insalatina molto estiva. Ok, adagiamo la stracciatella che darà quel gusto dolce molto molto invitante. Ecco qua, andremo a contornarla tutta. Adageremo Il nostro pomodorino. il pomodorino per richiamare sempre i colori della pizza, in questo caso protagonista è sempre il pistacchio. Adagiamo Sua Maestà il pistacchio di Sua Raffadali. Maestà, io amo metterlo proprio intero, no? Per dare anche croccantezza quando andremo a mangiarlo. Sempre un filo d'olio ad irrorare e del basilico fresco. Un piatto molto estivo, molto È leggero, semplice. è sano, è nutriente, Ecco, dà soddisfazione al palato. eccolo qua. E siamo pronti. Siamo pronti. Max, devo farti i complimenti, perché devo dirvi, proprio a vederlo è bellissimo. E poi se un istante ci riflettiamo, qua c'è praticamente tutta la Sicilia, no? Perché c'è Mazzara, perché c'è Raffadali, perché c'è Ragusa, e ci sono i nostri grani antichi, c'è il pomodorino siciliano, e quindi anche in questo caso, come amo dire sempre io, la Sicilia unita vince. Chef, grazie infinite, è veramente stato un piacere averti Grazie avuto a voi. con noi, con questo racconto così bello e questa interpretazione così bella del pistacchio di Raffadali DOP. E prima di salutarci, però, io ve lo confido, mi ero messo d'accordo con qualcuno del tuo staff e avevo già nascoste le posate, perché poi voi lo sapete, io amo metterci il becco, no? Amo assolutamente essere testimone della meraviglia. Guarda, prendo anche questo pezzetto di pistacchio, così c'è tutto. Voi lo sapete, il racconto di Isola Verde è questo, le meraviglie della nostra terra. Grazie ancora una volta Max, e il racconto continua.